La più importante contro la criminalità organizzata di stampo mafioso a nord-est. Così il procuratore distrettuale di Venezia Bruno Cherchi ha definito l'operazione At Last, che dalle prime luci del mattino ha visto impegnati oltre 300 uomini della Guardia di Finanza e della Polizia, coordinati dalla DDA di Venezia. Nella città lagunare a Casal di Principe in Veneto orientale, eseguite 50 misure cautelari, 47 in carcere, 3 ai domiciliari e 9 provvedimenti di obbligo di dimora e di altro tipo. Un'associazione camorristica, Clan dei Casalesi, radicato sul territorio da oltre 20 anni, via via divenuta sempre più forte, sempre più capace di svolgere non solo attività tipicamente tradizionalmente camorristiche, quali l'estorsione, l'usura, ma servizi illegali, recupero credito, o addirittura la costituzione di imprese, di società finalizzate a fornire la manodopera a costi molto bassi, attraverso l'evasione degli oneri previdenziali e degli oneri fiscali, società create proprio per fornire manodopera, per ottenere in subappalto lavori, per acquisire ulteriore ricchezza. L'indagine condotta dal GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Trieste e dalla Squadra Mobile di Venezia ha portato al sequestro di beni per 10 milioni. Tra gli arrestati il sindaco di Eraclea Mirko Mestre per voto di scambio con la Camorra. In carcere anche Denis Poles, direttore di banca a Jesolo. Consentiva ai malavitosi di operare sui conti societari senza averne titolo, concordando l'impiego di prestanome e omettendo sistematicamente di segnalare le operazioni sospette. C'è anche un appartenente alla Polizia di Stato accusato di aver fornito informazioni riservate agli uomini del clan relative ad indagini nei loro confronti, entrando illecitamente nelle banche dati della Polizia. È accusato anche di aver garantito protezione e supporto dopo i controlli di altre forze di polizia. Sono 82 i nomi contenuti nell'ordinanza di custodia cautelare di 1000 pagine messa dal giudice delle indagini preliminari e tra i 32 accusati di associazione a delinquere di stampo camorristico 416 bis ci sono 16 persone residenti a Eraclea, 5 a San Donà di Piave, una a Mestre, 2 a Jesolo, una a Torre di Mosto, una a Fossalta di Piave, una a Musile e una nel Trevigiano a Zerobranco. Fondamentale la sinergia tra le parti coinvolte nell'indagine. Il ruolo è stato della condivisione fin dai primi momenti di tutti gli elementi che poi andavamo a raccogliere nel corso delle attività. Ovviamente la Guardia di Finanza ha una propensione specifica verso la parte economico-finanziaria che, messa insieme ovviamente agli elementi che stavano acquisendo sul territorio la Polizia di Stato, siamo riusciti appunto a porre in essere un'azione molto forte di contrasto a quella che è stata una vera e propria penetrazione nel territorio del Veneto della criminalità organizzata.